Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, ben ritrovati qua al Palahockey di Fortemi, gara sicuramente importante, essenziale per le due squadre. Si affrontano la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi, Y Sport Valdagno. Dunque la formazione di Alberto Orlandi va ad incontrare la prima della classe, la formazione che fino a questo momento ha avuto forse il cammino più regolare. Ricordo, il Valdagno occupa la prima posizione con 31 punti, squadra importante, fa dei 29 gol subiti, perciò della difesa il punto di forza. Poi là davanti ci pensano i vari campioni a metterla nel sacco. Direi, prima di iniziare ad affrontare quello che è l'andazzo di questa squadra e di questa partita, di salutare l'amico Zamperin, Stefano Zamperin, qui al mio fianco. Stefano, partita essenziale. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti gli ascoltatori di MS Sport e MS Channel in diretta di questo recupero della giornata, della settima giornata. Una bellissima partita, sentiremo poi i due allenatori, però insomma c'è grande attesa perché insomma il Forte cercherà di minare questa costanza del Valdagno, come hai detto te giustamente. Vedremo se ci riuscirà. Abbiamo visto un grande attacco negli ultime partite, vedremo se ci faranno emozionare anche in questa partita. Bene, io direi intanto di iniziare vedendo le immagini di Diego Mir, l'intervista pre-gara, giusto per riuscire a capire un po' meglio quello che sarà l'andamento della gara agli occhi, alla preparazione dell'allenatore del Valdagno. Diego Mir, allenatore del Y Sport Valdagno, prima posizione per la tua squadra, 31 punti. È stata una prima parte di stagione molto importante per voi, quasi inaspettata, però siete lì con una sola sconfitta, maturata a Trissino, però insomma penso che sia molto positivo. Sì, certamente positiva, siamo tutti, bene, penso che stiamo facendo un buon lavoro dall'inizio della stagione, giochiamo bene, ancora manca tantissimo per migliorare, tantissimo per fare, ma bene, penso che siamo ora stesso in una posizione importante. Dobbiamo ogni partita dare il 100% per continuare lì. Avete uno dei migliori difesi, ma anche migliori attacchi. Oggi arriva il Forte dei Marmi, che insomma è una squadra molto coesa, insomma una delle pretendenti. Come pensi di arginare soprattutto gli attacchi di Casas e Ambrosio? Sappiamo che oggi è una partita difficile con una squadra che porta insieme, se non sbaglio, la terza stagione, no? E questo è un punto in più. Va bene, noi abbiamo preparato la partita, no con tempo perché la dinamica della Liga lo fa impossibile, ma questa è una questione per tutti, ma penso che arriviamo bene, con l'idea chiara, e dopo ognuno deve prendere la sua responsabilità di fare un buon lavoro a livello individuale, no? Perché oggi da fronte abbiamo una squadra con tanta qualità tecnica a livello individuale e che si cercano molto bene, no? Bocca al lupo, grazie a Diego Mir. Bene, dunque torniamo allora qua dalla nostra postazione, vediamo quelli che sono gli uomini che questa sera Diego Mir riuscirà a mettere in pista. I portieri sono Bruno Sgaria e Filippo Fongaro, poi abbiamo Brendolin, De Oro, Piroli, Clodelli, Burtini, Centeno, Cocco e Mir, stesso ragazzo giovane, molto forte. È una formazione importante con nomi importanti che a Forte dei Marmi conosciamo bene, la vediamo anche sul nostro schermo, e dunque vedremo quello che poi saranno gli sviluppi di questa gara. Nel frattempo sentiamo anche quello che ha da dire Alberto Orlandi riguardo a questa importantissima partita. Alberto Orlandi, allenatore della GDS Impianti Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che è al terzo posto con 27 punti in classifica. Avete anche voi come Valdagno uno dei migliori attacchi e una delle migliori difese.
è stato un inizio di stagione tribolata per voi, però fino adesso sembra che avete trovato la quadra, soprattutto tutti gli infortunati. Sì, dai, stiamo meglio, come hai detto te, sono numeri importanti quelli del Valdagno, perché abbiamo più o meno sia l'attacco che la difesa simili, quindi grande rispetto, sarà una grande battaglia. Mi dispiace che in queste partite qua non c'è il pubblico, però rispettiamo la decisione di far andare avanti questo sport qua e va bene così. Questa sera è una partita molto importante per voi, insomma arriva nel vostro parquet, nella vostra casa, il Valdagno che è primo in classifica. Quali sono le tue armi per battere, insomma, una squadra che sembra molto in forma? Sì, il Valdagno sta facendo bene, secondo me è la squadra che fino adesso è stata più in forma del campionato. Come dico ai tuoi colleghi, è un campionato anomalo perché giocando così spesso tanti equilibri vengono un pochino sconvolti, quindi spero di far vedere che il Valdagno non è la squadra più in forma ma siamo noi. Abbiamo tutte le carte in regole. Abbiamo fatto bene col Sarzana, credo che potrebbe essere la miglior prestazione della squadra, quindi sono molto fiducioso dei ragazzi stasera, sono molto fiducioso della nostra difesa e sono molto fiducioso anche del nostro attacco perché abbiamo giocatori importanti sotto ogni aspetto, quindi speriamo di poter sfruttare tutte le nostre carte. Grazie e in bocca al lupo Alberto. Crepi, ciao ciao. Bene, vediamo anche quella che è la formazione del Forte dei Marmi. A difesa della gabbia abbiamo Riccardo Gnata e Leonardo Bertozzi, poi capitano Motaran, Giovannetti, Ambrosio, Burgaia, Rubio, Casas, Antonioni e Maremmani. Dunque formazioni al completo che scenderanno in pista agli ordini del signor Galoppi e del signor Fronte, dunque coppia di arbitri internazionali importante per una gara importante. E niente, adesso dobbiamo soltanto attendere che le squadre si presentino in pista e diano inizio a quello che io mi auguro sia una gara vincente, ma del resto negli ultimi tempi così è sempre stato, Stefano. Sì, è sempre stato, ben tutti ricorderai quella semifinale gara 5 in cui il Forte a 30 secondi dalla fine era fuori dalla finale, invece poi con 2 guizzi è riuscita a ribaltare, insomma penso che a Valdagno, penso se lo ricordino ancora perché ovviamente è stata una partita talmente intensa che insomma è anche difficile commentarla ma anche riassumere quello che è successo. Qui vediamo i quintetti, come dicevi te, il quintetto iniziale, Burgaia dentro al posto di Casas, ma insomma gli altri elementi sono sempre gli stessi dall'inizio del campionato, Gnata tra i pali, Rubio, Motaran dietro e Ambrosio e Burgaia come detto in attacco. Dall'altra parte Sgaria in difesa, Cocco e Piroli nella parte tra ali e difensori e Tedeoro e Centeno sono poi 2 miglior marcatore di questa squadra che per ora sta stupendo perché comunque non era una tra le papabili 4 ma si è inserita molto bene grazie anche soprattutto alla sua condizione fisica. Senza ombra di dubbio e anche al gran lavoro che questo allenatore è riuscito a dare alla squadra, è riuscito a dargli un gioco importante. Intanto vediamo qualche immagine della gara passata con il gol di Motaran che ha aperto le marcature contro il Sarzano, una cosa molto particolare in quella gara. 3 reti Rubio, 2 Motaran, 1 Maremmani, quello che sono i giocatori con attitudini più difensive sono riusciti, grazie anche al gran lavoro ovviamente di squadra, a siglare lasciando a secco Casas e il bomber Ambrosio che uno in una gara del genere si aspetta sempre. In realtà sono riusciti a fare un gran lavoro per consentire ai compagni di andare in rete. Dall'altra parte c'è un Valdagno che tutto sommato con De Oro, con Cocco, ma mi parlano un gran bene anche di Mirre, il rientro pare di Crodelli che sia stato particolarmente fruttuoso per la formazione, dunque sarà una gara decisamente importante. Adesso il Forte dei Marmi scende in pista per le ultime pattinate, tenuta rosso-blu classica per la formazione della GDS Impianti. Aspettiamo l'ingresso anche del Valdagno che dovrebbe arrivare a momenti. Sì, il Valdagno arriva invece dalla vittoria convincente comunque Montebello che insomma è un po' la mina vagante di questo campionato. Ovviamente la partita però è stata contraddistinta dall'infortunio di Mattia Cocco
un infortunio nei primi 10 minuti, una pallina vagante che ha quasi sfiorato l'occhio, quindi per fortuna anche prima della partita siamo andati a vedere come stava. Certo la botta è suturata con alcuni punti, sono 6 punti, però insomma è una bella ferita, non so se ce la sentirà perché mi ha raccontato che alla fine del primo tempo non ci vedeva da un occhio, quindi l'ho visto molto bene, quindi speriamo che possa essere della partita, anche perché senza di lui non sarebbe una bella partita come ci aspettavamo, ma insomma contiamo che ci siano tutti questi protagonisti che insomma ci infiammeranno non solo adesso Fabrizio, ma anche ai playoff, penso. Senza ombra di dubbio. A proposito del Montebello, ricordo che qua a Forte Armi si è portato via un punto importantissimo, con un rammarico da parte dei giocatori e con una rabbia incredibile da parte di Alberto Orlandi. Riguardo a Cocco, ci auguriamo tutti che sia della partita, anche perché lui è un gladiatore, uno di quelli che non molla mai e ha, a mio avviso, anche una tecnica, insomma è uno di quei giocatori che mi piace, ha la giusta tecnica, non ha acuti, lui ha un rendimento standard su cui un allenatore può contare sempre, e questi sono giocatori che personalmente mi piacciono molto. Alle volte ci sono giocatori che hanno acuti incredibili per poi magari la gara dopo essere sottotono. No, con Cocco andiamo sul sicuro, garantito che andiamo sul sicuro, speriamo che sia la squadra. E poi dopo tu conosci molto bene Tonci De Oro, che qui ha segnato Tonci De Oro, un lustro, sì, esatto. Vediamo, infatti lui è quella che è la classica punta che parte dall'ala, parte da dietro, insomma ha i movimenti giusti là in mezzo all'area per crearsi gli spazi. Intanto li vediamo arrivare i giocatori del Valdagno in tenuta bianca-azzurra, e ci tenevo anche a sottolineare che questa, se ci fosse stato il pubblico, sarebbe stata festa grande, perché c'è un gemellaggio che dura oramai da 30 anni fra Forte dei Marmi e Valdagno. Solitamente in queste occasioni i ragazzi partono molto prima per pranzare insieme, e ci possiamo immaginare poi quanti canti si possono sentire nel Palasport dopo una cena fra ultra. Sappiamo che è decisamente importante. Intanto la vediamo a centropista la formazione del Valdagno. Io a questo punto dovrebbe esserci lo spot pubblicitario, dunque la linea torna alla regia per pochi secondi. Bene, abbiamo visto lo spot che avevamo chiesto, adesso ci sono, Stefano, le gare di questa giornata. Sì, è una bella giornata perché è un recupero, però insomma, oltre a questa bellissima partita che tra pochi secondi vedremo qui in pista, c'è anche Follonica Lodi, anche qui una partita da tripla, perché insomma Lodi è secondo in classifica, ma il Follonica è in recupero. C'è anche Sarzana Correggio, Trissino Sandrigo, Grosseto Bassano, una bellissima partita perché insomma Grosseto è difficile passare e Bassano ha ambizioni molto alte. Montebello Breganze, altrettanto derby. Monza Scandiano è la sfida per la salvezza, punti importantissimi che si giocano a Monza. Per la classifica, vediamo velocemente la classifica, poi andremo alla presentazione. Questa è la classifica del campionato di Serie 1. Diciamo che questo è il penultimo recupero, poi si recupererà l'ultima giornata il 27 gennaio e poi si andrà finalmente a completare il quadro del girone d'andata. Questa è invece la classifica dopo 12 giornate, in cui compresa anche una di ritorno. Il Valdagno, come ho detto, 31 punti, Lodi secondo, Forte terzo, Sarzana, una delle sorprese del campionato, a 25, Trissino 24, anche questa è una squadra in risalita, era alla medio-bassa classifica un avvio un po' particolare. Bassano a 20 punti, Follonica 19, come ho detto Follonica Lodi è un mezzo molto interessante perché il Follonica ha bisogno di punti per assicurarsi la Final 8, e poi via discorrendo Montebello, Correggio e via tutta la classifica e anche la bassa con Grosseto, Monza, Scandiano e Breganza. Ma è tutto pronto, Fabrizio? Tutto pronto, le formazioni sono in pista, vediamo il Forte Armi che schiera, come da grafica abbiamo visto, Gnata fra i pali, Burgaia, Rubio, Motarana, Ambrosio, dall'altra parte abbiamo il numero 10 Sgaria in porta, e poi abbiamo Mattia Cocco, Centeno, dovrebbe esserci De Oro, eccolo là infatti, e con il numero 8 è Piroli. Dunque formazione di tipo per le due squadre che avranno bisogno di tutta la panchina che hanno a disposizione, perché immagino
sarà una gara giocata su ritmi importanti, non sono squadre che si nascondono. Formazioni come da copione, Galoppi e Fronte, come già detto, due internazionali a dirigere la gara. Minonne è al banco dei cronometristi a coadiuvare quello che è il lavoro dei due arbitri. Tutto pronto, si parte, il primo fischio è di Galoppi e la sfera è ovviamente del Valdagno che viene in avanti con Cocco, si porta poi la sfera al centro, la serve a De Oro, c'è l'anticipo però di Burgaia che rilancia su Rubio, Rubio ancora, arriva a fondo pista prima di servire Burgaia, dall'altra parte Motaran, il tiro di Motaran impegna subito il portiere avversario e questo lascia ben chiarire quelle che sono le intenzioni della squadra. Abbiamo già visto un tentativo di deviazione in area da parte del Valdagno, il tiro da fuori di Motaran che tanto male fa alle volte e tanto male ha fatto anche al Valdagno in passato. Motaran ancora in possesso di pallina, da questi a Burgaia, intanto cerca di farsi spazio in area Ambrosio, poi la sfera schizza all'angolo, se ne impossessa Centeno, finisce a terra e c'è il fallo di Ambrosio, dice l'arbitro, e dopo 52 secondi il primo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, gara che è partita subito a ritmi indiavolati. Sì, anche se la difesa del Valdagno è molto attiva, non è passiva, non aspetta l'avversario, anzi va a cercare magari anche la ripartenza, perché uno dei timbri di Diego Mira è proprio il contrattacco e la velocità nei fraseggi. Uno dei migliori di questo campionato è Davide Piroli, una sorpresa perché insomma è esploso la scorsa stagione a Bassano, è ritornato a casa a Valdagno, 31 anni, ha segnato 7 gol, ma insomma ha dispensato numerosi assist, insomma è una delle fortune del Valdagno di questo inizio campionato, oltre ai gol di De Oro come ci ha detto. È sicuramente Piroli uno di quei giocatori che è arrivato un po' tardi alla grande platea, ma che riesce a farsi vedere, importantissimo. Tanto vediamo il fallo e la punizione di conseguenza per il Valdagno. Ancora Mattia Cocco cerca un compagno, aspetta il piazzamento, poi serve De Oro per linee esterne, si difende la CDS, Piroli adesso in profondità, ancora Cocco, dall'altra parte De Oro prova il tiro, smorzato sulla respinta al più veloce di tutti a Burgaia che serve Rubio, avanza Rubio, poi cerca di dare sfera all'indietro ma c'è un 3 contro 1 contropiede del Valdagno con la sfera che arriva un po' troppo lunga per De Oro, ma siamo già dall'altra parte. Rubio, missile di Rubio murato dall'ottimo Cocco in questa occasione, adesso Burgaia, sfera all'indietro per Rubio ancora, cerca un compagno, si porta sulla fascia destra, la cede a Burgaia, all'indietro Motaran, il capitano non può tirare, dunque fraseggia con Rubio. Lo scarico. Il Forte ha forzato centralmente, ha triplicato, mi sembra Burgaia se non ricordo male, è scattato in contropiede 3 contro 1, poi rivediamo magari il replay, è mancato veramente poco, forse l'assist di Piroli non era perfetto, fallo esterno per De Oro, ma attenzione perché il Valdagno quando riparte fa paura. Fa decisamente paura, anche in questa occasione il filtrante viene intercettato ma la sfera rimane in possesso della formazione vicentina. Un signore molto importante dell'hockey nazionale mi disse che un gol perfetto si fa con un passaggio perfetto, non è stato così, fortuna per la GDS Impianti poco fa sul filtrante per De Oro. Adesso è Motaran che recupera la sfera, serve Rubio, in orizzontale è Burgaia, può avanzare in fascia destra, non trova nessuno per lo scarico, adesso la mette al centro ma fa buona guardia la difesa del Valdagno. La sfera poi è recuperata ma con la stecca fuori dall'area di pertinenza da parte del portiere, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, vertice basso alla destra di Sgaria e vediamo il replay del contropiede. Qua è arrivato un 15 cm lungo De Oro, se troppo veloce, se era un attimino più lento probabilmente avrebbe impensierito maggiormente la formazione di Orlandi. Intanto il tiro accompagnato per il tentativo di spizzata che non riesce, scivola Ambrosio, la sfera è dunque ancora per Centeno che l'ha rimposta per i suoi, da questi a De Oro, poi il tentativo di filtrante al centro è intercettato da Burgaia, si chiude molto bene la difesa però del Valdagno, finisce a terra Ambrosio e c'è il primo fallo di squadra fischiato a carico del Valdagno quando sono passati 3 primi e 25 secondi, 2 a carico del Forte dei Marmi.
1 a carico del Valdagno, 0-0 il risultato. Per quanti non fossero molto ferrati e per caso li trovassero, ricordo che i falli di squadra hanno un valore essenziale in questo sport, perché al 10° fallo scatta un tiro diretto, perciò una punizione, massima punizione, e bisogna fare molta attenzione. Ne hanno già collezionati in 2 squadre 3 dopo neanche 4 minuti di gioco. Ancora Rubio in possesso di pallina, avanza, supera l'avversario, poi viene colpito, ma l'arbitro dice che non è successo niente, non c'è fallo, dunque la punizione, la Sfera riprenderà con il gioco per il Valdagno. Rubio ha tentato il tentativo centrale solitario, quasi veramente con grande coraggio, e poi ovviamente i difensori non ci hanno pensato 2 volte e l'hanno fermato. Forse fallosamente, insomma, Rubio non è uno che simula, anche perché è una persona, come ha segnato 3 gol con Sarzana, che ci mette veramente il cuore da quanti anni lo conosciamo, quindi insomma non certo sarà lui che simula in questa partita. Ora ci prova De Oro cambia dall'altra parte per Cocco, ma poi Cocco riesce comunque a recuperare la pallina, la mette addosso a Riccardo Ognata. Adesso si lotta la balaustra e ha la meglio, ma solo con un fallo. Il Forte dei Marmi subisce il fallo e riprende il gioco con Ambrosio per Motaran, il capitano. Cambia per Rubio ancora Rubio per Burgaia, per Motaran, cerca la percussione Motaran. Rubio, Motaran ancora, cerchio di centropista per lui, avanza, poi il tiro accompagnato doveva servire Ambrosio, che però scivola nell'area di rigore. Siamo già dall'altra parte, attenzione, e questa volta è De Oro che la alza sopra la traversa, ma occasionissima per il Valdagno. De Oro forse sbilanciato, non riesce a metterla alla misura giusta. Burgaia per Rubio ancora all'altezza della 3/4, gli ritorna a Sfera il capitano, ancora Davide Motaran, cerca il missile e va a segnare con uno di quei tiri a velocità stratosferica. Rubio ancora, dunque Motaran ancora, che apre le marcature, così come era successo con il Sarzana quando sono passati 15-13. Un tiro al fulmicotone, lo rivediamo Stefano, e mi pare vero. Sì, è un bellissimo tiro, sono i tiri che abbiamo visto anche in nazionale da capitano nazionale, insomma questi sono i suoi tiri. Gran gol, sorpreso sul primo palo Bruno Sgaria, abbiamo visto il fallo di Rubio e anche la spinta, cade De Oro. È una partita che è stata bella tosta, perché abbiamo visto un bel agonismo nonostante assenza di pubblico, nonostante insomma si era gioco tra di loro, insomma, però vedo abbastanza agonismo. È un bellissimo gol. L'unico appunto è la difesa valdagnese, che era molto alta, ma come abbiamo visto è stata sempre molto alta fin dall'inizio della partita. Al primo tiro forte in vantaggio. Dunque vantaggio rosso-blu, 19-23 adesso, sono i Versiliesi a condurre grazie al gol di capitano Motaran al 5/16. Adesso è De Oro, attenzione, bravissimo Ognata sul tentativo veramente eccezionale di Piroli, niente da fare, ma insomma Ognata straimpegnato, ci prova ancora Motaran nel tentativo di una spizzata di Ambrosio, che però è dall'altra parte. Piroli difende bene Sfera, se la lotta con Ambrosio, solo Ambrosio in area, ci prova sul primo palo, niente da fare. Questa volta è Sgaria che si guadagna la pagnotta e siamo dall'altra parte con il Valdagno alla manovra. Poi Burgaia, porta via pallina Burgaia, la serve in profondità, non si intende con il compagno, e dunque la Sfera torna in possesso della formazione allenata dal Diego Mir. La Sfera in orizzontale, Cocco per De Oro, ancora ci sono una miriade di piccoli tocchettini a disturbare l'avversario, che ovviamente non vengono sanzionati, gli arbitri li fanno giocare per intervenire quando veramente c'è bisogno, e così come è giusto che sia. Ancora Sfera all'indietro, Cocco in possesso di Sfera. Ora il Forte è molto alto, è molto aggressivo. Il Valdagno ha avuto quella bellissima occasione come tu hai commentato, poi si è un po' perso nel contropiede nella situazione quasi successiva, perché è molto sbilanciato, perché vuole subito arrivare al pareggio. Una partita molto bella, molto intensa,
abbiamo visto anche diverse spinte, diversi insomma, interventi al limite. Si aspettiamo a vivere veramente una bellissima partita. Intanto ancora ci prova il Forte dei Marmi, ma niente da fare, riscatta il contropiede dei biancazzurri e Riccardo Ognata è portiere nazionale, lo dimostra in questa occasione a tu per tu con intanto il primo cambio, esce Ambrosio ed entra Casas, probabilmente un problema tecnico immagino più che fisico, infatti è seduto là al bancone. Ancora Motaran in possesso di sfera, Motaran per Rubio, è ben chiusa la difesa dei giocatori del Valdagna, adesso Cocco porta via pallina con grande classe, si allarga, va alla conclusione, Motaran lo mura, poi è Burgaia che porta via sfera, al centro serve dall'altra parte dove arriva Rubio ma un po' sbilanciato, torna a manovrare la GDS Impianti, deve difendersi il Valdagno. Sì, è una partita a 1000 all'ora, come te giustamente detto all'inizio della gara, nessuno si sta risparmiando, primo cambio per il Forte, arriva anche il cambio anche per il Valdagno, diciamo che dopo il vantaggio le squadre tentano con il tiro dalla distanza, ho visto un contropiede del Valdagno molto interessante, è la seconda volta che si trovano 3, in questo caso contro 2, ma prima era 3 contro 1, qui vediamo l'azione bellissima di Ambrosio che ha sradicato la pallina a centropista, è entrato quindi Manuel Mir, il figlio di Diego Mir, classe 2003, uno dei più giovani e promettenti campioncini che sono in questo campionato di Serie 1. Senza ombra di dubbio giocatore importante, ha risolto diverse occasioni per il Valdagno, adesso al centro per Rubio, si lamenta Motaran per una trattenuta ma bisogna correre là perché questi non si fermano ed è Centeno in possesso di sfera, anima e motore della squadra. Adesso Piroli, fascia destra per lui, si accentra, va alla conclusione ma dritto per dritto gli risponde Riccardo Ognata, consente però al Valdagno di avere ancora 45 secondi per andare al tiro. Piroli se ne va, poi la mette al centro per la corrente Cocco che tocca male, disturbato dall'avversario, e dunque c'è il Forte dei Marmi che torna a manovrare. Fuori Motaran, dentro Maremmani, e questo dimostra quanto il ritmo sarà incalzante in questa gara nonostante questo avvio. Intanto sono andati 10 minuti nel corso del primo tempo, con Burgaia per Casas per Rubio ancora, Maremmani dietro porta a cercare di aprire il varco ai compagni. Casas finta al tiro, serve Rubio. Sì, la difesa molto, molto fisica del Valdagno, proprio a spostare l'avversario, è una delle tattiche di Diego Mir per ripartire come in questo caso. Certo il Forte sembra poter gestire la partita con le linee esterne, non riesce a entrare nell'area avversaria, però insomma il secondo cambio è proprio per tenere il risultato, per tenere saldo l'1-0, è entrato anche Brendolin in casa Valdagno, quindi doppio cambio anche per Mir, Diego. Senza ombra di dubbio ne vedremo molti nel corso di questa gara. La manovra adesso è per proprio Brendolin che va alla conclusione, lo ferma Agnata, poi la sfera recuperata da Maremmani, rimposta su Rubio che avanza, esce dalla zona buia, la mette in profondità per Casas, la recupera Casas ma solo dopo la respinta della balaustra. Dunque alla manovra la GDS si difende la Y Sport. Forte dei Marmi che gira sfera per linee esterne, poi non si capiscono i due, la sfera dunque è riconsegnata a Mir che la porta in avanti per i suoi, si ferma, la cede a Centeno, fascia sinistra per lui, Centeno ancora, poi c'è la trattenuta di Centeno ai danni di Casas, la punizione fuori del Forte dei Marmi. 1-0 il risultato, paga il gol di Motaran al quinto minuto, 3 falli per parte quando mancano 13:54 alla fine del primo tempo e i falli per il Valdagno diventano 4, e se questo è il ritmo, Stefano, vedremo più di una punizione di prima di un tiro diretto. Sì, perché i falli stanno aumentando a dismisura, sono solo 11 minuti, già 7 falli. Abbiamo visto 2 falli consecutivi di Manuel Mir, insomma ci aspetta tanto dal 17enne, scusate, ma insomma ora c'è questa punizione in seconda, ci vorrebbe Motaran, come tu ben sai, che quella è la mattonella secondo me di Davidone. Ci prova invece Rubio ma rimbalza sul parastinchi avversario,
Adesso la sfera è per il Valdagno, che cerca con il numero 3 Brendolino un alza e schiaccia improbabile da dietro porta. Ancora Rubio per Motaran, scusate, per Burgaia, fascia destra per lui, incrocia, passa dietro porta, la sfera è per Rubio, non scarica Rubio, intanto c'è là ancora Maremmani che cerca di portarsi via un uomo. Adesso Maremmani in possesso di sfera, cambia posizione dietro la gabbia, e Rubio che esce, la dà all'indietro per Burgaia, tiro di Burgaia, respinta del portiere, dritto per dritto. Il Forte dei Marmi ha dunque ancora 45 secondi di autonomia per andare alla conclusione, con Maremmani che porta sfera, ma la difesa dei bianco-azzurri è decisamente ben allacciata. Adesso cerca di giocarla Rubio, ma è bravo il portiere a fermarla, e dall'altra parte Centeno la spara addosso a Riccardo Gnata, che aveva letto l'intenzione dell'avversario. Sfera fuori dal rettangolo di gioco. La conclusione ancora di Centeno, si riprende con la punizione in favore del Forte dei Marmi quando siamo praticamente alla metà esatta del primo tempo. Nessun time out dopo metà primo tempo. Qui vediamo la bellissima azione, il numero di Centeno con la pallina che schizza in alto e cerca la smesciata addosso a Gnata, ma purtroppo la pallina schizza in alto. Vediamo anche i risultati dagli altri campi. C'è tutte le squadre in pista, 14 squadre di Serie 1, 2-2 Follonica Lodi, partita più interessante sempre questa che vi state trasmettendo su MS Sport e MS Channel, 3-0 del Sarzana sul Correggio, 2-0 del Breganze a Montebello, quindi l'ultima classifica sta vincendo a casa del Montebello, Monza 2-0 contro lo Scandiano, e quindi Grosseto sta vincendo 1-0 col Bassano, risultati piuttosto importanti questa prima parte di primo tempo. Senza ombra di dubbio, ora non me ne vorranno gli amici di Montebello, ma insomma sapere che il Breganze riesce a mettere qualche punto in cascina. Tanto non è entrata la sfera, ma poteva essere il più clamoso delle autogol, e invece dall'altra parte la sassata, se non vado errato, di Brendolin fa 1-1. Lo rivedremo ovviamente, ma è Brendolin che fa partire in contropiede e tira una sassata dalla tre quarti imparabile sul palo lontano. Eccolo là. Forse è mancata un po' di copertura, ma l'azione è stata velocissima, Stefano. Velocissima, gran gol di Andrea Brendolin, 27 anni, il settimo gol nel campionato, una sassata, non siamo più abituati a vederlo così, ma erano i suoi gol quando era più giovane. Valdagno ha tante carte in attacco, abbiamo visto poi, non so se la regia riuscirà a farci vedere quel gol non gol che di poco prima nell'azione precedente da parte del Forte, quindi 1-1. Quindi a metà del primo tempo pareggia il Valdagno, chiama anche il time out Diego Mir dopo il pareggio. Intanto è il Forte dei Marmi che adesso torna sotto, Casas al centro, la deviazione di Ambrosio è però parata dal portiere, ma siamo già dall'altra parte con De Oro, anticipato ma solo momentaneamente. Poi c'è il fallo su Casas, la punizione del time out quando mancano 11:40. Ricordo il risultato 1-1, al quinto sblocca Motalan con un tiro di suola dalla distanza, il pareggio di Brendolin con un tiro forse di uguale potenza dalla tre quarti in diagonale sul secondo palo. Sì, esatto. 3 falli rossoblù, a quota 5 il Valdagno. Stefano, adesso cosa gli dirà Mir, visto che è lui che ha chiesto il time out? Sì, ha fatto il doppio cambio che aveva fatto poco fa, è uscito, sono rientrati Cocco e De Oro che sono i due giocatori più importanti della formazione di Diego Mir. È uscito Brendolin, l'autore del gol, sicuramente non era la migliore formazione magari per cercare il gol, ma è riuscito a farla. E questo qui vediamo, grazie alla regia di Marcello Bulgarelli, il non gol, c'è il pattino, poi dopo con un guizzo riesce a tirarla fuori, mi sembra a Sgaria, penso in quella. Sì. E dopo nell'azione successiva il gol, il missile di Brendolin. Ovviamente il Forte fino adesso ha giocato sostanzialmente su ottimi ritmi, si è fatta sorprendere su 3 contropiedi, di cui uno vincente, perché alla fine era una ripartenza, non era un vero compito ma era una ripartenza. Deve stare attento proprio in fase di difesa, ma in attacco fino adesso ha fatto quello che poteva. Non è più riuscita a entrare nel rettangolo coperto da Bruno Sgaria, però insomma entrambi hanno possibilità. Il Forte sembra avere coscienza di poter farcela a portare a casa questa partita, e il Valdagno gioca di rimessa
sperando di avere tutto l'effettivo, perché insomma il doppio cambio che abbiamo visto è proprio per far rifiatare i propri migliori giocatori. Senza ombra di dubbio. Intanto rivediamo Casas che poi ci prova la deviazione, la sfera che rimane lì, la riconquista ma solo momentaneamente Casas, poi Cocco con gran mestiere se la porta via, la cambia dall'altra parte per De Oro, avanza De Oro in fascia sinistra, cerca un compagno, intanto finisce a terra Mir e Maremmani in area di rigore, sfera che schizza lontana, va a recuperarla Cocco e si ferma, aspetta i 5 secondi di antigioco, si riprende dunque con una punizione in favore del Forte dei Marmi. 11 primi alla fine del primo tempo, 5 falli per i biancazzurri, a quota 3 il Forte dei Marmi, 1-1 il risultato. Ancora il nostro Martí Casas, cambia dall'altra parte Maremmani, parte da lontano Giacomo Maremmani, poi attaccato da Cocco, resiste alla carica, finisce a terra e l'arbitro assegna il fallo di squadra numero 6 al Valdagno. Dunque la punizione vertice basso alla destra di Sgaria, il tiro, il tentativo di spizzata che passa oltre l'altezza regolamentare. Sì, è stato un missile sparato in mezzo e al tentato missile è stata la deviazione, pallina impazzita, non so se l'avevo neanche vista Sgaria, però ci prova Rubio dalla distanza. Certo, la difesa del Valdagno è molto chiusa, commette fallo, sono già 6 falli, è proprio fisica a spostare proprio i punteri Forte Marmini, però ci prova Rubio da solo ancora in area, niente da fare, deve farsi vedere un po' Ambrosio in centro area perché mi pare un po' solitario. Intanto l'intervento di Ignata è uno di quelli che vale un gol, mette la stecca sul filtrante che avrebbe sicuramente reso difficilissima la parata al portiere. Torna a manovrare il Valdagno dopo il tentativo di Ambrosio, sfera lunga, Centeno per Cocco. È una di quelle gare dove si giocano anche i nervi, i secondi, il tempo che passa, il non avere la fretta di andare a cercare la conclusione, ma cercare di giocarla. Vedremo chi avrà la meglio fra i due allenatori. Ripeto, Orlandi per la squadra versiliese e per i vicentini Diego Mir. Ancora il numero 8 Piroli che va a manovrare per Centeno, attaccato, prova il giochino sul palo Centeno ma non riesce. Il 45 secondi, la punizione a favore del Forte dei Marmi che torna in avanti. Rubio si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, serve Maremmani, torna all'indietro Maremmani prima di allargare per Casas, da questi a Rubio ancora, Rubio per Casas, Rubio cerca un compagno, lo trova dietro porta in Ambrosio, la sfera per per Maremmani ma sporcata da un avversario. Adesso cambiano le posizioni ma non il tipo di gioco, ci prova adesso dalla lunga distanza, c'è il tiro di Casas, una deviazione, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi quando mancano 8:33 e vediamo che è Ambrosio che va a piazzare la sfera. Se ora rientra Motaran, ha un po' rischiato Forte Marmi nelle ultime azioni, non una difesa perfettamente coadiuvata come vediamo con il Valdagno perché veramente non c'entra uno spillo in quell'area, ci prova Ambrosio al centro di smarcarsi o da Cocco o da De Oro, ma insomma Valdagno fisicamente sembra molto in palla, vediamo se nel secondo tempo riuscirà il Forte a sbrogliare questa matassa difensiva, però ci prova ancora Valdagno con il tentativo di Piroli che si perde sulla balaustra. Dunque il Forte Rani che può recuperare sfera con Maremmani, da questi a Ambrosio, il tiro di Ambrosio, la deviazione, sfera che si impenna, l'arbitro dice che non c'è stato il tocco, dunque la palla alta viene fischiata a carico del Forte dei Marmi, la punizione in favore della formazione vicentina che torna in avanti con De Oro, in profondità Piroli, ancora per De Oro ma c'è l'anticipo di Ambrosio, ricordo Ambrosio e De Oro addirittura insieme in nazionale qualche anno fa. Adesso è Ambrosio in possesso di pallina dietro porta, attaccato da Cocco, si fa sentire col fisico Cocco, la sfera è però per Maremmani, torna dall'altra parte, cerca di stringere al limite dell'area, Motaran adesso, Motaran che va al filtrante,
poi la sfera scagliata in avanti per Ambrosio, ma fra due avversari hanno la meglio le maglie biancazzurre. Attenzione alla conclusione che fa la barba al palo, Piroli pericolosissimo in questa nuova ripartenza dei biancazzurri. Avrà di che discutere negli spogliatoi alla fine del primo tempo Alberto Orlandi. Ancora Maremmani in possesso di pallina, cerca la penetrazione in area Ambrosio. E la lotta tra De Oro e Ambrosio in area è tutto un film, servirebbe proprio la cam dedicata a loro due, perché veramente stanno contrastando come fosse una gara di playoff. Senza dubbio un bel vedere per chi ci ascolta da casa, è una partita veramente maschia. Qui ci è commesso anche anzi se è caduto malamente penso Casas nell'azione d'attacco. È una bella partita, senza dubbio sull'orlo anzi è stato, scusate, Maremmani che si arrabbia vistosamente perché insomma è caduto probabilmente male, o secondo lui forse è anche stato commesso fallo. Senza ombra di dubbio lui chiedeva un fallo. Intanto c'è il time out, quello corto da 30 secondi a favore richiesto sempre da Mir, e il richiamo ufficiale per intanto vediamo la caduta del tutto casuale, poi magari con l'uomo addosso ci sta che un contatto sia successo, ma niente di... Sì, ha protestato Orlandi che si è preso anche la munizione verbale, che non è nient'altro che un cartellino giallo. Qui vediamo inquadrato Diego Mir, che ovviamente insomma, fino adesso ha fatto una partita veramente all'aspetto fisico eccezionale, anche il gol è stato in ripartenza. Questo è un po' il canovaccio della squadra di Valdagno. Vediamo anche i risultati. Il 3-0 del Sarzana sul Correggio, 3-3 tra Folonica e Lodi, 2-1 del Trissino sul Sandrigo, permane il vantaggio del Grosseto sul Bassano, mentre il Montebello ha pareggiato i conti col Breganze, mentre il Monza vince sempre 2-0 nella sfida a salvezza contro lo Scandiano. Invece per me il Forte dei Marmi fino adesso ha giocato come abbiamo visto sin dall'inizio della stagione. Ovviamente manca qualche seria opportunità in fase offensiva, però insomma sta prendendo fiducia, cosa non scontata visto l'inizio della stagione non proprio così fortunato. Intanto la sfera è recuperata adesso da Ambrosio per la GDS Impianti, torna in avanti Ambrosio, cerca di allargarsi, poi prova a servire Motalan, ma c'è una selva di stecche biancazzurre. Attenzione dall'altra parte, Coccola mette al centro, Burgaia intercetta, ma poi la velocità di Tonci De Oro alla meglio, e dunque il Valdagno che torna a manovrare a 30 secondi di tempo per trovare una conclusione. Ci prova adesso al centro, ma la lì non si passa, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Burgaia se ne va, poi la mette giusta, ma c'è l'uscita di Sgaria che non consente ad Ambrosio di andare alla deviazione. Dunque niente da fare, si torna a manovrare nella metapista della GDS Impianti. Però in questo caso Fabrizio è stata la prima ripartenza positiva per il Forte. Forte, come ci ha dimostrato in altre occasioni, esce alla distanza e forse nel borsino delle energie, forse questa è un po' la tattica di Orlandi. Quindi primo assaggio di ripartenza per la premiata coppia in attacco, in questo caso del Forte. Ora gli ultimi 5 minuti vedremo se riuscirà a ripetersi il Forte dei Marmi. Intanto la sfera è recuperata da Maremmani ancora, cerca di entrare in area, poi ci prova di prima attenzione subito Ambrosio, niente da fare, la sfera schizza lontana, Centeno, francovollato, riesce a servire comunque De Oro che cambia per Cocco, gira dall'altra parte per Piroli ma è fuori misura, torna a manovrare la formazione della Y Sport Valdagno, il GDS Impianti si difende. Ancora a far girare la sfera il Valdagno che ovviamente cerca il varco, ancora per fascia sinistra, la manovra per De Oro, poi il passaggio era destinato a Centeno ma si è intromesso Piroli, rovinando forse quello che era lo schema voluto dall'idolo argentino De Oro. Adesso Motaran, dopo l'intervento di Riccardo Gnata, può tornare in avanti. Intanto c'è il nuovo cambio, fuori Maremmani e dentro Casas. Il secondo giro della panchina, cioè dopo i primi 20 minuti, non male, siamo abituati a vedere nei campionati spagnoli e portoghesi. Ora ci riprova Motaran dalla distanza, bravo Bruno
Gare a ribattere, però il possesso è ancora per la GDS. Ancora il Forte dei Marmi che può manovrare. Burgaia in possesso di sfera, servono i salti di qualità di Burgaia, poi il tentativo di filtrante al centro non riesce, ma comunque Casas caparbiamente va a riprendersi sfera, serve per Rubio, avanza Rubio, poi è costretto a girare dietro porta per l'intervento di Cocco. Motaran, il missile di Motaran è fuori dallo specchio della porta, è dall'altra parte Casas che avrebbe dovuto tentare di riprendere il pallina, niente da fare. Attenzione, De Oro in possesso di sfera, esce dalla zona buia De Oro, serve Centeno, il tiro di Centeno è fuori dallo specchio della porta, la sfera recuperata dai rossoblu. Burgaia dopo il tocco di Casas, Burgaia finta il tiro, si ferma, poi arriva dietro la porta. A guardia del palo c'è Mir, finisce a terra adesso Casas al limite dell'area, ancora Burgaia, cerca un filtrante, trova Motaran, missile di Motaran, fa la barba alla traversa ma è ancora una fiammata mostruosa. L'arbitro, il signor Fronte, il più vicino, fischia alla sfera alta, ma ancora una botta veramente micidiale di Motaran. Sì, il Forte fatica a entrare dentro allo slot vicentino e quindi si affida anche dalle bordate di Motaran e soprattutto anche alle deviazioni degli attaccanti. Ovviamente deve cambiare qualcosa, qualche idea in più il Forte dei Marmi nel secondo tempo. Valdagno è un po' calato ovviamente perché insomma ha tenuto un ritmo pazzesco soprattutto di difesa, ora fa entrare di nuovo per la seconda volta Mir e Brendolini in coppia al posto questa volta di Centeno e di Piroli. Insomma le due squadre hanno cambiato molto, vogliono tenere il ritmo alto come sempre te hai detto dal primo minuto. Vedremo se qualcuno fa la zampata prima dell'intervallo, se sarà un momento interlocutore in questa partita. C'è il fallo, il blocco irregolare ancora di Mir, settimo fallo di squadra, penso sia il terzo fallo di squadra del 17enne. Senza ombra di dubbio, intanto vediamo là, mamma mia quello che ha fatto Burgaia, è andato a metterla nel palo lontano, una fiammata mostruosa, e ritorna in vantaggio la formazione di Alberto Orlandi. 2-1 il risultato. Burgaia quando mancano 2:16. Eccoci, rivediamo l'azione. Burgaia in solitaria a sinistra, si allarga e riesce a metterla veramente, a farla passare dove deve passare la sfera e a siglare un gol importante a 2 minuti e 16 alla fine del primo tempo. Sarebbe veramente per la formazione di Alberto Orlandi importantissimo adesso reggere questo risultato. Sì, è bello vedere il gol a Burgaia dopo tutto quello che ha passato dal 2019 ad oggi, con i 2 infortuni ai 2 ginocchi e tante altre cose. È bello rivedere insomma lo spagnolo che dopo l'avventura in Spagna è venuto qui al Forte per trovare successo. Per ora ha segnato il gol del 2-1, ancora contropiede del Forte dei Marmi, ma Motaran viene fermato da Sgaria. Fermato molto bene, tanto la sfera adesso è recuperata ancora dalla premiata ditta Burgaia Rubio e Rubio riporta in avanti i suoi, li chiama la calma giustamente, un primo e 32. Il Forte dei Marmi è in vantaggio grazie al gol di Burgaia al 22:30 e adesso Motaran in possesso di sfera, sporcata la sfera ma ancora Motaran che può girarla all'indietro per Rubio, dall'altra parte c'è Burgaia. Sono 20 secondi in possesso del Forte dei Marmi, adesso va alla conclusione fuori dallo specchio della porta, dunque si riprende, attenzione con Mir in contropiede solitario, pericolosissimo, servito molto bene da De Oro, ancora un pericolo alla porta di Riccardo Ognata. Motaran in possesso di pallina. Partita molto divertente, abbiamo visto 2 contropiedi solitari, da una parte Ambrosio mi sembra e dall'altra parte Manuel Mir, bravi portieri a in qualche modo bloccare questa sortita. Certo che le difese stanno un po' battendo la fiacca in questi ultimi secondi, regalare un contropiede proprio allo scadere non è proprio la miglior cosa. Senza ombra di dubbio no, ma del resto questo è il DNA delle squadre, di queste squadre che abbiamo visto non si sono attese per un secondo fin da subito all'attacco, subito a cercare il gol, subito a manovrare. Attenzione adesso, la sfera recuperata da Motaran per Rubio e Sgaria veramente compie il miracolo, intanto finisce a terra Motaran, l'arbitro non fischia
mancano 2 secondi, adesso è De Oro che ferma il gioco, si arrabbia De Oro con Fronte. Sì, c'è stato uno scontro nell'ennesima ripartenza di questi ultimi 90 secondi, veramente al fulmicotone, probabilmente una botta di Manuel Mir ai danni di Motaran, e vediamo l'azione col contropiede, il secondo contropiede in pochi secondi, e appunto c'è lo scontro tra Mir e Motaran, probabilmente si dovrà giocare l'ultimo secondo oppure no, vedremo gli arbitri cosa decideranno in questi ultimi facenti. 8 falli intanto per il Valdagno contro 3 del Forte dei Marmi. Questo è un fardello molto pesante, Fabrizio. Nel secondo tempo stanno discutendo i due arbitri con anche i due allenatori, ma finisce qui il primo tempo 2-1 per il Forte dei Marmi. C'è un po' di discussioni a bordo pista per qualche secondo, ovviamente per il fallo non fischiato, anche perché sarebbe stato il nono fallo, quindi un fallo pesante. Anzi no, c'è da giocare l'ultimo secondo, come ho detto il doppio fischio. Abbiamo mai capito. Ma non è molto chiaro, i giocatori vanno negli spogliatoi, perciò è finita così. Apre le marcature Motaran al quinto, risponde Brendolin a 12:33, 22:30 Burgaia 2-1. Rivediamo intanto i gol e adesso io, se non vado errato, dovremmo avere un ospite. Sì, abbiamo un ospite, sta anche lui scrivendo, ovviamente scrivendo. Rivediamo il gol anche di Brendolin, la sassata dell'1-1 e poi il 2-1 firmato da Burgaia al 22:44. Questa partita veramente bellissima, siamo quasi a metà stagione, però insomma i livelli sono molto alti, molto di intensità e di agonismo. Questo è il gol che decide però la partita, questa un'esima sassata di Burgaia dalla media distanza, e soprattutto insomma gli ultimi secondi del primo tempo sono stati veramente un po' quel Forte Valdagno della semifinale gara 5, è successo di tutto e di più. E stavo notando proprio adesso che tutto sommato i gol sono arrivati tutti nella stessa maniera, cioè non c'è mai stata un'azione nel mezzo all'area che ha fatto gol, tante azioni in mezzo all'area ma nessuna vincente. Adesso ti lascio con il tuo ospite per qualche minuto e ci risentiamo per la ripresa. Grazie Fabrizio, siamo qui con Giulia Norieri, una delle più grandi penne dell'hockey su pista italiano, insomma da tanti anni, sei anche seconda voce del Forte dei Marmi, insomma stai per tirare fuori un altro regalo a tutti gli appassionati, ovviamente non a breve termine, a medio termine. Raccontaci un po' i tuoi progetti e parlaci un po' di quello che hai scritto per questo sport. Ma sì, vabbè, questo diciamo che ormai il mio percorso letterario sull'hockey si è concluso, perché penso di averne già scritti abbastanza. 3 libri di storia, uno un viaggio sentimentale dei miei ricordi e anche di altre persone, poi quello sullo scudetto del Viareggio, ho collaborato a quello del primo scudetto del Forte dei Marmi, penso di aver fatto abbastanza. Però ecco, sono stato coinvolto in un... Diciamo che è secondo me una bella novità, perché è un libro scritto a più mani che è nato praticamente quasi per caso da studi che hanno fatto 2 docenti universitari, che sono il professor Andrea Bemi, che è stato per tanti anni anche preparatore del centro giovani, e la professoressa Irene Venturi, che è una matematica. E è partito con 2 studi che loro hanno fatto, che poi hanno visto anche degli articoli sui giornali locali e non solo. E da lì, così parlando con loro, ci è venuta l'idea di fare questo libro in cui si analizzeranno vari aspetti tecnici, ma anche diciamo storici, per esempio con la storia dei materiali, come i materiali che venivano usati una volta e quelli di ora. Quindi è l'idea, insomma, coinvolgendo anche campioni di oggi, allenatori, anche figure che adesso ci sono intorno all'hockey come nutrizionisti e altro. Ecco, l'idea è quella proprio di fare qualcosa che speriamo nuovo e che poi possa dare là anche a opere più centrate su ogni aspetto singolo. Ci stiamo lavorando, è un lavoro abbastanza complesso di cui a livello di coordinamento si sta occupando la professoressa Venturi, per cui insomma credo che verrà fuori quando finiremo un bel lavoro. Il mio contributo è abbastanza limitato, nel senso che mi sono occupato un po' dei media, avendo cominciato molti anni fa con le radio, quando ancora si faceva le dirette col telefono a gettoni, e poi qualcosa anche sulla diffusione, anche a livello, diciamo più che la diffusione,
come si giocava, dove si giocava una volta e dove si gioca ora, quindi le arene all'aperto, però insomma tutto abbastanza, non è il nocciolo del lavoro, diciamo, ci sono delle cose veramente molto interessanti in quello che hanno scritto gli altri. La partita di oggi come la stai guardando? Una partita molto fisica, molto intensa rispetto insomma che siamo appena a metà stagione. Eh sì, è una partita di un grandissimo ritmo, veramente indiavolato dal primo all'ultimo secondo. Sì, è una partita fisica, due squadre che giocano, secondo me, un bel l'hockey come si gioca ora, chiaramente, marcature molto strette nelle difese, insomma, è ancora tutto da vedere, perché chiaramente un 2-1 nell'hockey, come diciamo sempre io e Fabrizio, non decide assolutamente nulla dopo 25 minuti. Grazie a Giulio per le tue parole, insomma, attendiamo questo nuovo progetto che sicuramente darai notizia attraverso i social. Intanto nel weekend appena passato si è svolto la prima giornata del campionato femminile in cui questa stagione conta di ben 6 squadre, dopo un avvio ritardato per cause Covid, le ragazze sono arrivate finalmente in pista a giocarsi la prima giornata del campionato italiano con le vittorie del Modena 6-0 sullo Scandiano. Qui vediamo le immagini di Marcello Bulgarelli della partita giocata proprio a Scandiano nel derby emiliano, e poi la Gratte si è imposto 3-1 contro il Pro Vercelli Trino. Come vediamo ci sono due squadre emiliane, una piemontese, una vicentina e una materana, insomma, del meridione. Vediamo che si è raccolto tutta l'Italia in questo campionato, insomma, quello che ci spiegava da diversi anni. Domenica mattina si giocherà una bellissima Role Matera Valdagno, che potrebbe essere anche, non lo spoileriamo, comunque potrebbe essere anche la finale del campionato, verso le squadre più quotate, che insomma annovera più nazionali, ma anche le altre potranno dire la loro, perché un po' tutte le nazionali, le ragazze della nazionale sono divise quasi equamente rispetto alle squadre. E dopo parliamo anche di Serie 2. Fabrizio, abbiamo visto poco fa Forte dei Marmi Castiglione, vinta 8-3 in ripresa da parte della giovane squadra proprio del Versiliese, la squadra versiliese allenata da Alessandro Martini, un viareggino. Una bella squadra con tanti talenti, è terza in classifica adesso, chissà. Qualcosa da recuperare, no? Sì, ne ha ancora due da recuperare, è la squadra più sfortunata insomma è della stato Serie 2. Un problema a inizio stagione con il problema Covid, perciò. Sì, io ho commentato domenica scorsa la gara contro il Vinazzo, che si è finita poi con un 9-5, se non vado errato, non ricordo molto bene. Sì. Ma ho visto anche, comunque, al di là del Forte dei Marmi, che ovviamente ha segnato 9 reti e poteva segnarne molte altre, ho visto comunque in quell'occasione il Giovinazzo, che è squadra giovanissima, perché il Bomber ha 17 anni, insomma ragazzini, che è una scuola che continua a fornire giocatori importanti. Questo è il gol, l'1-0 che ha segnato il Giovinazzo. Poi dopo nel finale il Forte Marmi ha un po' mollato, qui è stato sfortunato, perché insomma lasciare a Denite una sfera così è decisamente pericolosissimo. Però insomma anche quest'oggi si è giocato anche il derby materano, che ha deciso la seconda e terza posizione, 3-3 è finita tra le due materane, quindi il Forte magari spiccare la terza posizione, ma è solo al quarto posto, ovviamente a 3-4 punti dal podio, quindi già sarebbe una roba eccezionale, penso, per la seconda squadra, te che la segui. Senza ombra di dubbio, Martini sta facendo un lavoro incredibile. Il Forte dei Marmi poi ha anche qualche ragazzo giovane veramente importante, uno è anche qui stasera, Antonioni, che insomma, ma poi c'è questo Sisti che è veramente molto molto bravo, è un portatore di sfera importante, è giusto che cresca in quella formazione, ma lo stesso Denite, insomma. Può essere questo Sisti, che è argentino, può essere la scommessa del Forte per, non dico il prossimo anno, ma i prossimi 2 anni? Non saprei, ma secondo me, per quello che io ho visto, insomma, è uno che con la pallina riesce a manovrare decisamente bene. Diciamo che forse non può ambire a vincere il titolo a Forte dei Marmi, ma in tante squadre della Serie A2 e anche della Serie A1 è un giocatore che potrebbe far comodo, perché veramente ha un possesso di sfera importante. Io direi che mentre le squadre si stanno avvicinando c'è ancora. Sì, voglio dire l'ultima cosa sulla Serie A2, perché la prossima settimana faremo
è la giornata del mercoledì dedicata alla Serie 2. Trasmetteremo in diretta su MS Sport e MS Channel Novara Vercelli, lo storico derby piemontese che finalmente ritorna su questi canali, ma soprattutto nell'hockey su pista dopo tanti anni di Serie B. Finalmente li vediamo in A2, quindi saremo in diretta alle 20.45, dalle 20.30 dal Pala dal Lago, storico Pala dal Lago di Novara. Qui abbiamo visto Vercelli primo in classifica, Novara ultimo in classifica, dall'altra parte Viareggio in prima, sono un po' Vercelli e Viareggio le due predestinate future al passaggio di categoria. Ma prima di partire per il secondo tempo di Forte Valdagno c'è il Super Spot. Bene, torniamo in diretta dal Palahockey di Forte dei Marmi, squadra in pista, niente è cambiato rispetto alla partenza del primo tempo da una parte e dall'altra, dunque Riccardo Gnata, Motaran, Burgaia, Rubio, Ambrosio, dall'altra parte Cocco, Centeno, Piroli e De Oro. C'è da dire che in questo primo tempo le tre reti nascono da situazioni con il tiro dalla tre quarti, quello di Motarana addirittura un po' più distante, là in mezzo all'area ancora nessuno è riuscito a fare male, proprio perché le difese insomma si fanno sentire. Vediamo adesso il Forte dei Marmi alla battuta, Ambrosio sulla sfera, tutto pronto, si parte, Motarana in possesso di pallina per Rubio e vediamo quelli che saranno, meglio, adesso aspettiamo gli accorgimenti tattici dei correttivi degli allenatori. Attenzione, Centeno in possesso di sfera per Cocco per Piroli, Centeno ancora, De Oro, Piroli, fa girare sfera velocemente il Valdagno, il filtrante al centro è però fuori misura, adesso Burgaia Motaran va a sporcare la pallina di De Oro, dall'altra parte per Cocco, all'indietro Centeno, De Oro ancora, cambia con Piroli, si porta al centro dell'area, è costretto a uscire per l'intervento di Motaran e poi l'arrivo di Cocco non riesce a superare Riccardo Gnata, ma è sicuramente un'incursione pericolosissima in area di rigore, forse è la prima volta che vediamo il tiro pulito in area di rigore. Adesso è Ambrosio per Rubio, Ambrosio ancora, Rubio avanza, cede per Ambrosio, parte da lontano il bomber, il tentativo di Ambrosio è forzato, la sfera è comunque ancora in suo possesso, attaccato Piroli su di lui, all'indietro per Rubio, dall'altra parte per Burgaia, percussione di Burgaia al centro ma è sporcata, attenzione al contropiede biancazzurro, Cocco va alla conclusione sul pattino di Motaran, niente da fare. Rubio torna in possesso di sfera, un po' precipitosa questo contropiede da parte del Valdagno e adesso Burgaia dietro porta, attaccato, resiste, serve all'indietro Motaran, il capitano per Burgaia ancora per Rubio, Burgaia ancora Rubio, fascia sinistra, va alla conclusione ma c'è stato il blocco, il fallo di squadra fischiato al Forte dei Marmi. Falli di squadra che sono 8 per parte biancazzurra, quota 3 4 adesso il Forte dei Marmi. 2-1 il risultato, tutto maturato nel primo tempo, Motaran, Brendolin, Burgaia e adesso il filtrante di De Oro per Centeno è fuori misura, la recupera il Forte dei Marmi, torna in avanti con Federico Ambrosio, ancora Ambrosio dietro porta, Piroli su di lui, Ambrosio si ferma per Burgaia, da questi a Motaran, non c'ha la possibilità del tiro, dunque cerca il filtrante ma lo intercetta Centeno, attenzione, Centeno da solo, poi ci prova ad ingannare Riccardo Gnata, non gli riesce. Siamo già dall'altra parte con Ambrosio che finisce finisce a terra in area di rigore ma non c'è fallo. Signor Fronte, era 2 passi. Sì, molto all'inglese, ovviamente fanno giocare. È stato un primo tempo molto intenso fisicamente e anche di difesa, soprattutto in casa Valdagno. Ora il ritmo sembra più compassato e Valdagno cerca come sempre rimessa, il Forte cerca lo scontro tra Piroli e Rubio, interviene arbitro Galoppi, anche lui come dicevi te nel primo tempo internazionale come Fronte. C'è il fallo di squadra
del Forte dei Marmi, il quinto fallo di squadra. Vediamo l'atterramento, ma insomma si è quasi lasciato andare Federico, anche perché insomma le steccate sono anche butte da ricevere in questo frangente, quindi si è anche lasciato andare un po' per anche salvaguardarsi lui stesso. Intanto il Valdagno ci prova, il blocco però non è fischiato in questo caso a favore del Valdagno. Adesso vediamo il Valdagno che fa la conclusione murata, la conclusione di Piroli da Motaran per De Oro, da questi a Cocco che cambia ancora con Centeno. All'angolo De Oro esce, cambia dall'altra parte, la sfera è fuori misura ma la recupera comunque Cocco per i suoi. Centeno, Piroli, Centeno, gioca largo il Valdagno nel tentativo di aprire la difesa, poi un tentativo d'alza e schiaccia che non riesce, Burgaia porta via sfera con gran mestiere, poi supera un avversario, 2 si ferma, aspetta il piazzamento, trova Rubio, ma è schierata la Y Sport Valdagno, la GDS può solo manovrare e cercare il varco. Adesso il tentativo di velo per Ambrosio, sfera all'indietro, Rubio, percussione di Rubio col casco, sgaria a fermare. Dunque una buona incursione da parte di Rubio dalla fascia destra, Burgaia che ci prova, tentativo di spizzata di Ambrosio che non riesce, poi c'è la trattenuta di Centeno su Ambrosio che costa il 9° fallo di squadra al Valdagno quando mancano 20:41 alla fine del primo tempo. Si lamentano con l'arbitro i giocatori in tenuta bianco-azzurra, ma mi sembrava da regolamento insomma ci stesse tutto il fallo di squadra, Stefano. Sì, senza ombra di dubbio. Non ho fallo pesantissimo perché siamo appena al 4° minuto del secondo tempo e quindi insomma potrebbe aumentare ancora di più il conteggio dei falli. Qui vediamo la trattenuta di Centeno, ovviamente c'era il pericolo di Ambrosio che magari si accentrasse e poi servisse Burgaia, che lo vedo bene in palla in questa partita. Come detto, è bello rivedere un giocatore che ha avuto parecchia sfortuna negli ultimi 2 anni, quindi ora va anche a parlare con Bruno Sgaria. Vediamo il risultato clamoroso dell'Odi, 8-4 a Follonica in 3 minuti di fine del primo tempo, è passata dal 4-4 al 7-4, quindi ha dato la zampata decisiva a questo match che poteva essere molto complicato. Dall'altra parte il Monza 4-0, il Bassano perde 2-0 a Grosseto. Intanto ci prova adesso Burgaia, ma la sfera è fuori dalla specchio della porta. De Oro un possesso di pallina, cerca un compagno, al momento non lo trova, perciò porta sfera in orizzontale. Poi è Cocco che riesce a farsi vedere, Cocco si accentra, la mette al centro per De Oro, ma c'è Motaran a fare la guardia su di lui. I due si conoscono molto bene, c'è il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, dunque la punizione in favore del tiro diretto, perché tiro diretto, decimo fallo, scusate, è a carico del Valdagno, il tiro diretto affidato ad Ambrosio, e vediamo quella che sarà la soluzione di Ambrosio. Ha segnato in tutti i modi, vediamo se riuscirà a superare Sgaria. È anche uno dei migliori sul tiro diretto, il 50%, ma ne ha tirati ben 10, ne ha tirati tanti questi inizio di stagione. Vediamo se riuscirà a parare il buon Bruno Sgaria, che insomma ha ottime performance anche sul tiro diretto. Parte Ambrosio, il tiro lo effettua direttamente in porta, non gli riesce, ci prova sulla ribattuta, niente da fare, sfumato il 10° fallo per il Forte dei Marmi. E dunque era un'occasionissima per allargare il risultato che non c'è riuscita. La cosa incredibile è che a 20 minuti tutte e due le squadre sono a 5 falli dalla prossima punizione di prima, una a quota 10 e una a quota 5, ma comunque ancora là. Sì, potrebbe essere determinante la fine della gara, perché insomma non smette la partita fisica, non smette l'agonismo, è un bel vedere da qui in alto. Ovviamente i protagonisti sono in basso e ci stanno facendo divertire, senza ombra di dubbio. È il big match e lo sta dimostrando, queste due squadre stanno dimostrando di essere tra le favorite alla fiera finale. Senza ombra di dubbio. Intanto la sfera all'indietro per Cocco che parte da lontano, cerca un compagno a centro area, Piroli cerca di farsi vedere, la sfera è per Centeno, buona questa giocata, sfortunato Centeno nell'occasione, ma veramente studiata molto bene. Piroli adesso per Cocco all'indietro, sì, un'invenzione di Cocco dietro porta. Probabilmente c'era anche
lo schema centrale. Tanto Rubio, break del Forte dei Marmi, e c'è il rigore, spostata la stecca di Rubio al momento del tiro e c'è dunque il rigore e vediamo, se non vado errato, Rubio dovrebbe tirarlo. Fino a questo momento una cosa molto particolare, i rigori li hanno tirati tutti quelli che se lo sono procurato, perciò contro il Sarzana è successo a Maremmani, in altre occasioni è successo a Rubio ed è proprio Rubio che... democratico, una scelta democratica. Tanto Rubio contro Sgaria, ennesima occasione per il Forte dei Marmi. E ancora Bruno a parare, ci prova ancora Rubio, un'altra schiaccia, niente da fare, ancora bravissimo. Uno Sgaria, seconda parata in pochi secondi, in 30 secondi, un tiro diretto e un rigore, due occasioni molto importanti per la squadra di Orlandi, non sfruttate. Non sfruttate, decisamente non sfruttate, avrebbero fatto il break, non dico vincente ma sicuramente rasserenante per Orlandi e per i suoi, e adesso ovviamente al prossimo allenamento gli farà tirare 1000 rigori, anche perché Alberto sui rigori insomma era lo specialista per eccellenza. All'epoca di Alberto un rigore con la squadra con Alberto era un gol quasi sicuro. Non è stato così, ci prova adesso il Forte dei Marmi dalla media distanza, niente da fare, la difesa del Valdagno resiste, ancora Centeno in possesso di sfera, cerca un compagno, intanto c'è un nuovo cambio. Entra Clodelli, il nuovo acquisto della settimana scorsa praticamente, di venerdì, è arrivato, è subito in pista, il 27enne in forza al Montecchio Precalcino in Serie A2, poi è nativo, se non sbaglio, di Torissino, quindi insomma per lui è un bel ritorno in A1 finalmente, oserei dire finalmente, che è una di quei talenti giovanili che si sono un po' persi dopo i 20 anni. Sì, è stata ce ne sono stati diversi un po' ovunque, comunque c'è adesso il fallo dei rossoblù, costa il 6º fallo di squadra e c'è il rigore, lo rivediamo. È stato molto bravo il portiere a fermare, ma si torna in diretta con Centeno in possesso di sfera, ancora per il tentativo di Brendolini, niente da fare, sfera che viene sparata lontana. Clodelli in possesso di sfera, va alla sua caccia Burgaia, adesso il blocco consente a Cocco di avanzare, la sfera per Clodelli, ancora all'indietro per Capitan Cocco, in orizzontale Centeno, attaccato da Ambrosio, niente da fare, poi finisce a terra in area ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Siamo dall'altra parte, Motaran per Ambrosio, il tentativo di Ambrosio di filtrante, non riesce, attenzione Centeno in contropiede, fa tutto da solo, poi non ha compagni vicini, è costretto a girare dietro porta, a rimpostare l'azione d'attacco per la Y Sport Valdagno. Si difende la GDS Impianti, 16:51, attaccato però vittoriosamente Burgaia, ci prova Burgaia, c'è la deviazione e c'è il fallo in favore del Forte dei Marmi, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Un break in contropiede del Forte dei Marmi, ma è stato molto bravo il giocatore a non abboccare la finta e dunque si riprende quando mancano 16:42. Ricorda ancora il risultato 2-1 per la formazione rossoblù con Motaran, il tentativo adesso di Rubio, sfera parata dal portiere, dunque Forte dei Marmi che ha ancora 45 secondi per manovrare. Ancora Ambrosio in possesso di pallina, all'indietro per Motaran, tentativo di Motaran, sfera che rimbalza lì, rimane sulla stecca di Burgaia, è brava ancora una volta Sgaria a fermare, veramente questa se la sono studiata a tavolino, ma ancora brava adesso Motaran in slalom, c'è l'11° fallo, siamo al limite dell'area, praticamente 2 metri fuori, leggermente defilati, sembrerebbe la mattonella di Motaran, ma si troverà davanti una selva di gente, chi a disturbare il portiere, chi a difenderlo. Comunque la mattonella sarebbe quella giusta, vedo invece Motaran si allontana. Dunque, il Forte cerca di entrare in area, anche in questo caso ci ha provato Davide Motaran nell'intervallo, ora ha detto dobbiamo entrare in area e sta cercando anche con il fisico di entrare come un ariete, qui ha guadagnato anche un ottimo fallo. Intanto vediamo
l'arbitro che richiama all'ordine Cocco e Ambrosio, se non ricordo male compagni in nazionale. Tentativo è per Ambrosio che va alla giravolta, niente da fare. Bella girata però in tuffo, veniva un Eurogol, ma insomma una bellissima invenzione dell'argentino ormai trapiantato da diversi anni in Italia, anzi da tantissimi anni. Tanto c'è un nuovo cambio, il primo della ripresa, entra Casas per Motaran, dunque si perde qualcosa nel peso fisico della squadra ma si guadagna nel peso tecnico per quanto riguarda ovviamente la fase offensiva. Burgaia in possesso di sfera, all'indietro per Ambrosio, fa il tentativo Ambrosio, sfera che si impenna dopo il tocco avversario. Ancora Ambrosio, serve Rubio, fascia destra per lui, poi non c'è nessuno a centro area, adesso è Casas che cerca di farsi vedere ma deve addomesticare sfera Ambrosio, servire Burgaia per Casas, Forte di Marmi che va a manovrare per cercare di entrare là dentro, ancora Ambrosio, all'indietro Burgaia che prepara il missile. La deviazione di Ambrosio che però esce fuori dallo specchio della porta, spalle alla porta, ci ha provato, niente da fare. Cocco riporta avanti sfera per i suoi, 14:45, 2-1 risultato più che mai in bilico. Ricordo il Forte dei Marmi ha fallito il tiro diretto per il 10° fallo e il rigore parato molto bene in questo caso da Sgaria. Ancora De Oro che è rientrato in pista per Crodelli, Centeno cerca un compagno, lo trova in De Oro, all'indietro Centeno, si allarga, aspetta il passamento dei compagni, va alla conclusione, questa volta è Gnata che smanaccia fuori dal rettangolo di gioco, dunque si riprende con la punizione al vertice basso alla destra di Riccardo Gnata. Intanto un nuovo cambio, è uscito Ambrosio, sicuramente risparmiato per il rush finale, ed è entrato Giovannetti che fa il suo debutto in questa gara. Si spaziano anche ai più giovani, come abbiamo ricordato, però abbiamo visto un grande monologo, un lungo monologo del Forte dei Marmi, è mancato solo la finalizzazione e il Valdagno ora in difesa ha cambiato atteggiamento, non è più asfissiante come nella prima parte, dà la possibilità al Forte dei Marmi di gestire l'azione, evidentemente anche lei sta tirando un po' il fiato per il rush finale. Quindi intanto vediamo i risultati: 4-4 il Montebello sul Breganze, sempre in vantaggio il Grosseto 2-1, il Lodi come detto in vantaggio 8-4. Con questo risultato, anche se il risultato sarebbe questo qui a Forte dei Marmi, il Lodi sarebbe la nuova capolista della Serie A1. Trissino 2-2 contro il San Dorigo, risultato anche qui questo è abbastanza clamoroso perché ha recuperato il doppio iniziale vantaggio del Trissino e poi Salzana vince agilmente 4-0 su Correggio come il Monza sullo Scandiano. Dunque anche in coda alla classifica risultati importanti, resiste il Breganze a Montebello, era andato sotto, poi è riuscito a tornare in avanti. Pare che forse il cambio di allenatore ha fatto bene, ha responsabilizzato ulteriormente la squadra, vedremo poi se riuscirà a portare a casa i primi punti di questa stagione. De Oro in possesso di pallina alla conclusione che poi diventa un passaggio per se stesso, la sfera poi non raggiunge Centeno, se ne impossessa Rubio, può riportare in avanti i suoi. Rubio cerca di farsi spazio a centro area Giovannetti, Burgaia addomestica pallina, la dà all'indietro, ancora Casas, il tentativo per Giovannetti però contrastato bene da Crodelli, la sfera è dall'altra parte per Burgaia, il tiro di Burgaia, ancora il casco del portiere Sgaria. Hanno collaudato la visiera questa sera gli avanti rossoblù, ci prova ancora Giovannetti che insomma ha un tiro notevole, ma la sfera è alta. Fabrizio sta aumentando la pressione del Forte, Sgaria per ora decisivo in quel secondo tempo, ne ha parate 4-5 anche piuttosto angolate, è un Forte che prende fiducia, Valdagno è un momento interlocutorio, forse in attesa dell'ultima sparata finale deve stare dentro il Forte Mai perché insomma il gap è vicinissimo, solo un gol di distanza, è una partita sempre molto particolare questa e può succedere di tutto fino alla fine. Ora ci prova ancora Burgaia che insomma penso che sia un nuovo regista di questa squadra perché ne ha smazzate di palline in questa partita, più di Motaran.
Burgaia ha anche un ottimo controllo di stecca quando ovviamente riesce a manovare. Adesso Rubio recupera l'ennesima sfera, tiro di Rubio, passa al lato, la sfera spazzata lontana, Giovannetti in possesso di pallina, dall'altra parte per Casas ancora, Burgaia, detta i tempi adesso Rubio per Casas, Giovannetti la mette al centro ma non riesce nella divisione Burgaia, fuori misura, dunque De Oro cambia tutto dall'altra parte. Sì, il Valdagno ha protestato poco fa per una trattenuta in ripartenza da parte quello di chi contro Clodelli, l'arbitro era lì a fianco, non ha segnalato nessun fallo, poteva essere un blu perché secondo il regolamento, però insomma non è stato fischiato. Ora ci prova il Valdagno che mescola i suoi uomini, le sue carte, con De Oro e Centeno che insomma sono le chiocce con due giovanissimi. Vedremo, è un Valdagno dinamico, però non riesce a finalizzare in questo secondo tempo. Senza ombra di dubbio il Forteano ha registrato qualcosa in fase difensiva, almeno così sembrerebbe al momento. La sfera adesso è recuperata da Rubio, non si sente di lanciarla veloce, torna dunque alla manovra. È la formazione di Alberto Orlandi che comunque fa partita in questo momento, sta cercando la pressione per allargare il risultato dopo i due tiri diretti fermati. Dunque ancora Casas comunque in possesso di sfera, tenta il tiro Casas che è giocatore d'area a rigore, ma ha un tiro potentissimo, veramente anche dalla media distanza può far molto male. In questo caso però Sgaria è stato molto bravo. La Valdagno che dunque viene a manovrare, torna in avanti, 10:38, 2-1 il risultato. Adesso è Casas davanti a sé Centeno, è difficile superare quello, l'esperienza importante di Centeno, infatti lo aspetta quel tanto che basta per togliergli il tempo. Mira adesso cerca e trova De Oro ancora, cerca di metterla al centro, niente da fare, Burgaia porta via sfera, Burgaia per Rubio, ma è troppo lunga la sfera per tentare la conclusione. Dunque niente di fatto, 10:02, secondo tempo che al momento vede anche calare decisamente i falli di squadra, uno solo dopo aver giunto quota, il Valdagno ne ha commesso soltanto uno, Fortemarme a quota 6, Valdagno 11. Burgaia in possesso di pallina, De Oro su di lui, Burgaia poi arriva in seconda battuta Crodelli, gli porta via sfera, rimposta l'azione d'attacco per la formazione di Diagomir. De Oro l'ha fermato fisicamente quasi abbracciando, infatti esce perché insomma ha dato tanto De Oro in questo frangente, è un po' sulle gambe di Valdagno, ci sta perché insomma il primo tempo l'ha fatto veramente a 1000 all'ora anche in difesa, sta un po' mescolando le carte, ci prova ora con Centeno. Non so se uscirà a distanza il Forte perché insomma ha i migliori cambi in panchina, quindi non so come andrà a finire. Fatto sta che il Forte sembra avere ben conscio cosa deve fare in questa ultima parte del secondo tempo. Sì, infatti vediamo qua il nuovo cambio, fuori Burgaia che ha speso tantissimo, ma manovra una serie incredibile di palline, dentro Ambrosio, e vediamo Ambrosio che avanza, va alla conclusione, deviazione, si riprende sfera Ambrosio, la gira di dietro per Rubio, da questi a Giovannetti, ma c'è l'anticipo di Centeno che porta avanti sfera, Mir per Centeno ancora, niente da fare, fermato da Casas, Giovannetti la cambia per Rubio e perde l'occasionissima Rubio di... un po' incartato in questo... Sì, in questo caso proprio non è che ci ha capito molto, la sfera poteva essere buona per lui, poteva rimetterla al centro, poteva fare tutto e purtroppo è arrivato con troppa velocità anche per gli altri. Dunque 8:15, sfuma l'occasione e rientra in pista Cocco a dare forza alla fase difensiva. C'è il blocco da parte di Mir, la punizione in favore del Forte dei Marmi, time out chiesta ancora da Mir, e se non vado errato Orlandi ancora non ha chiesto niente all'arbitro. Il terzo time out chiesto da Mir, da Diego Mir, che abbiamo visto il fallo contestato proprio da Diego Mir, il padre di Manuel,
un blocco irregolare secondo l'arbitro piemontese, richiamato anche l'allenatore, quindi tutti e due gli allenatori sono stati richiamati all'ordine. Qui vediamo le migliori azioni di questo secondo tempo avaro di gol, ma insomma le emozioni non le ha vissute parecchie, soprattutto in casa Forte dei Marmi, perché insomma come in questo caso di testa devia, poi due tiri, un tiro diretto e un rigore sbagliati del Forte dei Marmi che pesano ulteriormente, perché stiamo vedendo che l'equilibrio regna sovrano comunque. Non si sblocca il 2-1, insomma sono due occasioni perse per il Forte dei Marmi, speriamo che non siano decisive nella conta finale. Andiamo a vedere anche i risultati in questo lungo time out di un minuto dagli altri campi, con il Lodi che vince sempre a Follonica per 9-5, il Sazzana 4-1 sul Correggio, Grosseto 3-1 sul Bassano, quindi Bassano rischia la sconfitta fuori casa, e Montebello vince 5-4 su Breganze, mentre il Sandrigo sta vincendo a Trissino, e questo è un risultato clamoroso, perché il Trissino insomma copre la quinta posizione, è un risultato che non ci aspettavamo il Lodi vincente a Follonica, con un risultato anche piuttosto ampio, perché 9 gol a Follonica non li ha fatti ancora nessuno, e quindi anzi neanche 5, perché è una delle migliori difese, è proprio quella di Leo Barozzi. Insomma, questi sono i risultati appunto che mostra la regia. Ecco, insomma, una giornata che può cambiare qualcosa, anzi potrebbe far cambiare qualcosa nell'intesta della classifica, vedremo poi alla fine fra 8 minuti. 8 minuti e 03, questo è il tempo che le due squadre hanno per cercare di superarsi. Adesso ci prova Ambrosio in giravolta, ma la sfera è parata dal portiere, ritorna in possesso di Rubio e poi ci prova Casas ancora una volta, niente da fare, Sgaria veramente chiude tutti gli angoli, c'è bisogno di un'azione perfetta per penetrarlo. Sì, è cresciuto tanto Bruno a Valdagno, non ci aspettavamo, è una delle fortune appunto di questo Valdagno che è primo in classifica. Tiro di Centeno, quasi non entra, nata con un po' di fortuna, non sapeva dove fosse nata la pallina. Si sta alzando il ritmo ovviamente del Casa Valdagno, perché ha bisogno del pareggio, vedremo se riuscirà a breccare il Forte dei Marmi, però deve alzare un po' il ritmo anche il Valdagno, perché ha bisogno di controllare la pallina, che per ora non l'ha ancora vista in tutto il secondo tempo. Intanto c'è la sfera alta fischiata a carico del Forte dei Marmi, 7-0-5, 2-1 risultato. Ancora Centeno in possesso di sfera, cerca e trova un compagno, è Piroli, cerchio di centropista per lui, il tentativo di filtrante è sporcato, dunque è Ambrosio che con gran mestiere porta via sfera, la serve a Rubio avanza, si ferma, il tiro di Rubio è incrociato bene ma di un soffio sopra la traversa, questa volta se trovava lo specchio della porta sarebbe stata veramente dura. Ancora Rubio in possesso di pallina, poi la sfera è toccata dal portiere, dunque il Forte dei Marmi può tornare a manovrare per 45 secondi quando mancano 6:25, tempo infinito nell'hockey su pista. Ci prova adesso Rubio, murato però da Cocco, e questi sono gli errori che il Forte dei Marmi non deve fare, perché il contropiede del Valdagno è implacabile. Ambrosio se ne va, fascia destra per lui, due avversari, non ha paura, cerca di entrare, non gli riesce per l'intervento fisico del difensore. Adesso Giovannetti per Rubio, Ambrosio ancora, Rubio per Casas, Rubio si porta nel cerchio di centropista, Casas, percussione, l'angolo è quello giusto ma poi la stecca del portiere gli dice di no, e il Forte dei Marmi torna a manovrare per Giovannetti, ci prova Giovannetti, la deviazione è di Ambrosio, alta, l'arbitro dice che si può proseguire e Casas sfodera la bacchetta magica e Marty Potter Casas fa 3-1. Ci voleva il guizzo del campione, ha fatto un'azione personale di primissimo livello, che talento questo giocatore spagnolo catalano, che è girata, il tiro sotto l'incrocio, una biliardata, un tiro perfetto in girata, no look, un gran gol che fissa il 3-1 per il Forte dei Marmi. Ci voleva il guizzo
ci ha provato in tutti i modi il Forte dei Marmi nel secondo tempo e ci ha trovato con questa uscita del coniglio dal cilindro da parte di Marti Casas. Del resto è un mago, riesce a creare cose incredibili e lo sa bene il Valdagno, purtroppo per loro. In quella semifinale fu lui poi a creare quel gol incredibile a una manciata di secondi che diede la finale al Forte dei Marmi. E dunque, quando oramai mancano poco più di 5 minuti, il 3-1 di Casas dice che insomma il Forte dei Marmi, non dico che si mette tranquillo, ma sicuramente può cercare di non gestire, ma sicuramente di aspettare il Valdagno, di sfruttare i 45 secondi per intero, di non forzare il tiro, insomma consente tutta una serie di cose che comunque proprio Valdagno Forte dei Marmi hanno dimostrato che non vogliono dire niente, perché poi in 3 minuti si fanno 3 gol e si ribaltano i risultati, perciò serve molta attenzione. Intanto il Forte dei Marmi ha effettuato nuovamente un cambio, Ambrosio, Casas, Maremmani e Rubio, dall'altra parte Cocco, Mir, Piroli e De Oro. Vediamo i correttivi di Mir, tentativo, Maremmani che porta via Sfera, il tiro di Maremmani riesce ad arrivarci Sgaria, ma è un'occasionissima e adesso è questo il giochino che dovrà fare il Forte dei Marmi, giocare al limite del 45. E volevo far notare l'intensità di Rubio, è in pista dal primo minuto, è un giocatore, dice Orlandi, che può dare non 50 ma 60 minuti, ma soprattutto con una lucidità, e lo ha dimostrato in questo inizio di campionato, quando ricordo il Forte dei Marmi ha iniziato senza Maremmani e senza Burgaia, un giocatore che può dare veramente un apporto importantissimo. Attenzione a De Oro al centro, ma la sfera non è entrata, dice l'arbitro. Si ha urlato alla gioia a Cocco, ma era rimasta la pallina in mezzo ai gambali. Anche perché Galoppi era posizionato in maniera perfetta. Poi però magari avremo occasione anche di vederla al termine di una qualche azione, perché adesso ovviamente in questi 4 minuti diventa gara importante. Time out chiesto nuovamente da Mir. La sfera è recuperata da Cocco per De Oro. Sì, diciamo che il Forte dei Marmi Orlandi ha ritrovato la coppia dei gol a casa S'Ambrosio nelle ultime partite, ha chiesto anche l'intervento dell'arbitro da parte del Valdagno. Ora proprio Ambrosio parte sul tutto piede, non c'è fallo, niente da fare, può ripartire il Valdagno, proprio in questa occasione. Molta attenzione bisogna fare adesso, da una parte e dall'altra, soprattutto gli arbitri devono fare molta attenzione, perché insomma è tutto valido pur di arrivare là, e lo stanno dimostrando 2 volte in un secondo da una parte e dall'altra. Rubio passa dietro la porta e poi la serve lontanissima per Ambrosio per Maremmani, per Ambrosio ancora. Ora sale la difesa valdagnese, ovviamente c'è il fallo, l'abbraccio netto, e c'è il time out chiesto, il 13° fallo a carico del Valdagno. Intanto vediamo l'azione dove Cocco ha chiesto il gol. No, non è sicuramente, non è filtrata, si è fermata là in mezzo. Adesso vediamo da questa inquadratura, ma insomma non mi sembra di vedere la pallina che supera Riccardo Ognata. L'arbitro poi è qua in direzione della riga, perciò era in posizione perfetta. Insomma, Cocco comunque ci ha provato, giustamente, ha fatto il suo mestiere. No, dicevo prima che intanto il Sandrigo ha vinto a Trissino, finale, il Sandrigo ha vinto a Trissino, un risultato clamoroso che nessuno si aspettava. A segnare la vittoria è un gol di Neves a 5 minuti dalla fine, un risultato clamoroso che... La vendetta dell'ex. Esattamente, dell'ex. Volevo un attimo fare un'analisi sul Forte dei Marmi, che ha ritrovato, come ho detto, i gol, e li sta ritrovando anche l'efficienza della sottorete, che magari a inizio stagione non riusciva a trovare anche per i diversi infortuni. Quello che deve però, secondo me, focalizzare nelle prossime settimane è la difesa, perché nel primo tempo il Valdagno entrava facilmente poi l'ha regolata durante l'intervallo, però uno dei taloni d'Achille in questo inizio di stagione può essere proprio magari
le sottigliezze, i dettagli e la difesa, nonostante Ignata sia il meno battuto di tutto il campionato, perché ha solo 2,17 di media, il miglior portiere è lui, però per arrivare alla perfezione bisogna trovare i dettagli. Purtroppo, purtroppo per fortuna, sia ben chiaro, l'hockey che ispira Alberto Orlandi da sempre, ne parlavamo quando ancora giocava, questa diventa il 14° fallo che a 2,42 diventa importante. Dicevo, l'hockey che ispira Alberto Orlandi da sempre è l'hockey portoghese, perciò magari un pizzico di difesa meno affidandosi alla forza di Riccardo Ignata e un gioco corale davanti che ovviamente ancora non è riuscito ad ottenere per l'intensità che voleva lui, ma che nelle ultime gare abbiamo visto decisamente in crescendo. Rubio un possesso di sfera, adesso il Valdagno nel difendere ha anche la spada di Damocle del 15° fallo, perché è vero che 2 tiri diretti sono stati parati da Sgaria, ma non è detto che poi ci possa riuscire anche con l'eventuale terza, ammesso che arrivi, ed eccolo qua che arriva, è il 15° fallo. Sì, Valdagno ovviamente cerca di ribaltare con le partenze, con l'anticipo. In questo caso Brendolini cercava l'anticipo per poi partire in contropiede, però insomma è un gioco molto bello per chi guarda, però insomma per chi riguarda i falli è veramente una mazzata, perché insomma l'aggressività non è certo favorita in questo modo di giocare, di contare i falli, comunque i cartellini e tutto quello che riguarda l'hockey su pista in questo tipo di gioco. Adesso vediamo se ne incarica Casas, ricordo il tiro diretto. Casas, tentativo di appoggio di Casas, non riesce. L'arbitro fischia. Sì, secondo tiro diretto. Secondo tiro diretto e un rigore fallito dal Forte dei Marmi. Intanto rivediamo ancora l'azione di poc'anzi. Bravo Bruno Sgaria, perché comunque molto bravo, molto bravo. Magari non è la grande giornata degli attaccanti, guarda le palle da fermo, però molto vuol dire anche come esce il portiere, come si pone. È il terzo portiere nazionale, però insomma sta dimostrando di essere passato in alto livello, lo dico sinceramente. Ma oltretutto c'è un movimento hockeyistico che sta crescendo, stanno crescendo ragazzi importanti, la stessa nazionale ha ragazzi importanti, perché insomma un Verona, un Cocco non li possiamo, hanno ancora margini importanti di crescita, ma una cosa di cui non ci possiamo lamentare nell'hockey italiano sono i portieri, che esatto, veramente ne abbiamo, cioè potremmo averne 2 per squadra, pensiamo. Sì. Intanto c'è il fallo, vediamo. Poi hai citato Verona e Cocco, che sarebbero i 2 portacolori, perché insomma Cocco è nato a Valdagno, Verona è nato qui, anzi lo salutiamo, ci stanno seguendo dal Portogallo, giocano nel Porto, nello Sporting, gli auguriamo un buon fine di stagione, ci mancano qui in Italia, ma sarebbe stato il loro derby questo. Senza ombra di dubbio, ci prova adesso nel più classico dei tiri di prima intenzione, ma niente da fare, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione per il Forte Marmi, 48 secondi, immagino Stefano che andrai per le interviste, dunque oramai una manciata di secondi ci separano dalla fine della gara. Ovviamente alla fine, al fischio finale, avremo le interviste dalla pista dell'amico Stefano Zamperin. Il tiro è Ignata, ancora gli dice di no, c'è il fallo in favore del Valdagno. 16 falli a carico del Valdagno, a quota 6 quelli del Forte dei Marmi, a dimostrazione insomma del tipo di intensità difensiva della formazione allenata da Diagomir. Adesso ci prova dalla lunghissima distanza, niente da fare. Ambrosio per Casas, per Maremmani, Rubio, la sfera però è intercettata, attenzione Centeno va al tiro, Ignata 8 secondi, ferma. Casas fa correre per Ambrosio, al centro per Maremmani, ma arriva il suono della sirena, dunque si chiude qua il Forte dei Marmi, conquista 3 punti importanti contro la capolista
un primo tempo sofferto e in bilico sicuramente. Il secondo tempo ovviamente il 2-1 non consentiva a nessuno di rilassarsi, ma il Forte dei Marmi è riuscito a sfoderare una prestazione in salita e dunque a alzare il livello. La velocità e forse anche la panchina con un po' più di esperienza dei rossoblù hanno fatto la differenza. Di fatto apre le marcature al quinto Motaran con un missile dalla tre quarti in zona centrale, gli risponde Brendolin. Vediamo adesso il gol, eccolo qua, 1-0 rossoblù, si allarga e c'è il tiro secco e duro, 1-0. Adesso dall'altra parte vediamo Brendolin che fa altrettanto praticamente. Se rovesciamo la pista siamo nella stessa posizione ed è il gol del 1-1. Adesso Burgaia, eccolo qua, si chiude il primo tempo con questo 2-1 in favore del Forte dei Marmi. 3 falli rossoblù, a quota 8 il Valdagno. Nella ripresa intanto vediamo che abbiamo il numero 8 del Valdagno, Davide Piroli, con Zamperin, e dunque io direi di sentire le impressioni dalla pista. Siamo con Davide Piroli del West Sport Valdagno, seconda sconfitta per voi in questo campionato dopo Trissino, anche Forte dei Marmi. È stata una partita molto fisica per voi, per tutte e due le squadre. Come l'hai vista in pista? Sono decisi solo gli episodi o qualcosa in più? Ma diciamo che sapevamo che venivamo qua a giocarcela perché il nostro obiettivo era quello di vincere. Sicuramente fuori casa è diverso, il Forte doveva vincere anche lui, quindi è stata una partita tosta. Dal campo sicuramente è una partita dura, ma come sono tutte queste partite qua, diciamo che abbiamo fatto una buona partita. E chiaro, il hockey è uno sport di episodi. Nel secondo tempo abbiamo avuto 2 occasioni, potevamo pareggiarla, non siamo riusciti, e dopo sicuramente alla lunga andati sotto devi rischiare qualcosa e insomma ci è andata male, ma siamo pronti per le prossime sicuramente. È stata una prima parte di stagione eccezionale per voi, primi in classifica con oggi arrivate la seconda sconfitta, ma insomma siete lì, siete dietro all'Odi, però insomma, siamo tutti vicini. Per te è stato un ottimo inizio di stagione perché hai fatto tanti assi e anche diversi gol pesanti. Cosa è cambiato insomma, hai 31 anni, però insomma stai crescendo, stai maturando adesso. Sì, intanto ne ho 30. Sì, scusa. Niente. E praticamente no, diciamo che quest'anno sono arrivato nella mia città, Valdagnese, sempre giocare in casa è una cosa che ti dà onore. Sono riuscito a tornare e ho detto che devo dimostrare sicuramente il mio valore dopo tanti anni in giro. E sicuramente il mister mi ha aiutato, la squadra e tutti, e all'inizio siamo partiti un po' come un po' la sorpresa, ma noi sapevamo che siamo forti e fino a prima eravamo primi, adesso mi dici che l'Odi ha vinto e niente, sto facendo bene, spero di continuare così, la squadra sicuramente mi aiuta e niente, dobbiamo continuare la nostra strada. Grazie, in bocca al lupo a Davide Pirola, grazie a te. Ora sentiamo anche Savi Rubio, il numero 17 della GDS Impianti Forte dei Marmi. Ciao Savi, è stata una partita molto intensa, molto fisica dal primo minuto, i falli ne parlano chiaro, però avete vinto, siete riusciti a vincere contro la prima in classifica. Cosa vuol dire per voi? Intanto una partita complicata, dura, di quelle che a qualunque giocatore penso piace giocare, si giocava contro la prima in classifica, quindi avevano fatto qualcosa in più in questo campionato di noi, quindi bisognava fare una grande partita, penso l'abbiamo fatta e portiamo a casa un risultato meritato. Te insomma sei uno dei motori di questo Forte dei Marmi, nonostante tutti i problemi che avete avuto inizio stagione, infortuni, Covid, non Covid, sei sempre stato in pista anche oggi tutta la partita praticamente, hai trovato la tua dimensione qui a Forte. Sì, quest'anno mi sto trovando veramente bene con l'allenatore, con tutti i compagni, mi fanno sentire importante, insomma, e io accetto questo ruolo di gestire la squadra, di gestire un po' il gioco. Finora è andata bene,
potrebbe essere andato meglio, non ci si lamenta, speriamo d'ora in poi con queste 2 partite che abbiamo ripreso un po' la rincorsa per il primo posto in classifica di continuare su questa linea. Grazie, in bocca al lupo e buona stagione a Savirubio. Crepi, grazie mille. Io Fabrizio ti saluto, do l'appuntamento ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo dal Palla da Lago di Novara per Novara Vercelli, il derby, il match clou della stagione della Serie A2 di hockey su pista. Un caro saluto, un abbraccio a te Fabrizio e Marcello Bugarelli, grazie per questa bellissima serata. Bene, anch'io ringrazio Stefano Zamperin per le interviste e per avermi aiutato alla conduzione di questa telecronaca. Il grazie naturalmente per le riprese a Giuseppe Nardini, l'amico di sempre, e a Marcello Bulgarelli per la regia e per quanto riguarda ovviamente tutta la parte tecnica. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto. Sabato il Forte dei Marmi sarà in quel di Trissino in una gara, scusate, domenica in una gara difficilissima, ma di questo avremo modo di parlarne poi. La linea torna alla regia e dunque un grazie a tutti voi.